Sì, grazie a te Ugo Bulgarelli, siamo in diretta qui con il mister della Torres e Gardini, naturalmente buonasera a lei. Insomma una Torres che forse ha trovato un Carbonia davanti ben disposto in campo e poi alla prima giornata come tutti sappiamo non è facile. Non è che non è facile perché secondo me siamo scesi in campo con la testa giusta, siamo partiti pure bene, non avevamo rischiato niente fino al primo gol dove è assurdo perché eravamo schierati, c'è stato il riballo, è capitata sulla palla dell'attaccante, l'ha messa in porta e il secondo addirittura schierati su una punizione laterale, per la palla è passata andata sul secondo palo, ci siamo trovati sul 2-0, non ci siamo penso neanche resi conto perché la partita fino a quel momento era stata equilibrata e penso che avrebbero spezzato le gambe dai chiunque un 2-0 così, però abbiamo cercato di reagire, non abbiamo mollato e alla fine loro si sono abbassati e hanno portato a casa questi 3 punti. Insomma, comunque la Torres che parte in questo campionato tra le formazioni più blasonate, insomma, c'è da lavorare, ma comunque la Torres che punta a giocare il campionato della classifica. La Torres è partita per fare bene, sicuramente non sarà questa sconfitta a far cambiare i piani della Torres. Da martedì, ripeto, questa domenica affrontiamo la Zachena che oggi ha pareggiato contro il Latte Dolce, ottima squadra, e cercheremo di prendere i primi 3 punti di questo campionato mettendoci alle spalle la sconfitta di oggi. Un giudizio sul Carboni e Marco Mariotti, ex della Torres. È una buona squadra, ripeto come ho detto prima, la partita secondo me equilibrata fino a quando hanno trovato quei 2 gol sicuramente per errori nostri e ci hanno un po' spezzato le gambe, però niente, ormai da cancellare e via, da martedì penseremo all'Arzachena. In bocca al lupo per il campionato, mister. Crepi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Ugo,